Amici di Diretta Sport e Sardegna Sport, un cordiale saluto da Quartus Antenna Alma Beach Studios, quarta edizione dell'Earth on Fire, gara di Muay Thai, 2 titoli in palio, titolo italiano Combat League 63 kg tra Federico Mazza e il detentore Marco Loi, ma soprattutto titolo mondiale Combat League Mauro Serra, Beniamino Di Casa contro l'inglese Liam Harrison, categoria 69,8 kg. Il primo match di questo gala di Muay Thai organizzato dalla Serra Muay Thai Academy vede però di fronte per la categoria dei 61 kg Luca Porru, atleta di casa della Serra Muay Thai Academy, contro Alberto Benossa dell'Alex Muay Thai. Abbiamo detto 2 titoli in palio, 8 match, tra cui una interessantissima esibizione di Kyokushin Full Contact Karate con 2 atleti tra l'altro di rilevanza nazionale. Si tratta di Vittorio Bagnato e di Sergio Civitella, che vedremo dunque in opera sul ring allestito in questa arena Alma Beach Studios. Lo ricordiamo, un'arena nel quale sono pronti ormai a scendere in combattimento gli atleti di questo Earth on Fire. E ora è il momento dell'ingresso sul ring di Alberto Benossa, Alex Muay Thai. Luca Porru fa il suo ingresso sul ring Serra Muay Thai Academy. In precedenza si trattava all'angolo blu di Alberto Benossa dell'Alex Muay Thai. Ora i due fighter ai rispettivi angoli, dopodiché potrà avere ufficialmente inizio questa quarta edizione di Earth on Fire. Primo match, lo ricordiamo, categoria 61 kg. All'angolo rosso Luca Porru, all'angolo blu Alberto Benossa. Luca Porru vittorioso su Alberto Vacca all'ultimo Muay Thai Explosion organizzato dal team Tarantini. Roberto Benossa invece arriva da una sconfitta contro Giovanni Mulas, anche in questo caso al Muay Thai Explosion, una sconfitta dopo pochi minuti di match. Intanto stiamo assistendo a un rituale caratteristico molto importante, molto scenografico e anche importante dal punto di vista spirituale nel mondo della Muay Thai, ovvero il cosiddetto Ram Muay, un momento dall'alto significato spirituale durante il quale gli atleti cercano di scacciare dal ring gli spiriti maligni e di chiamare a sé gli spiriti invece benigni prima di iniziare il combattimento. Dopodiché i due atleti tornano ai rispettivi angoli. Il maestro, in un altro momento molto importante dal punto di vista simbolico, leva il cosiddetto moncon dalla testa dell'atleta. Dopodiché le ultime indicazioni e può iniziare il match. Avete sentito in sottofondo anche la musica caratteristica che serve a ritmare non solo la Ram Muay ma anche i match di Muay Thai per intero. Infatti gli atleti combattono al ritmo di musica che viene suonata dal vivo nei grandi stadi di Bangkok in Thailandia, dove la Muay Thai è la disciplina nazionale in grado di muovere migliaia e migliaia di persone.
Ultime raccomandazioni per Benossa e Porru, dopodiché potrà iniziare il match. Ricordiamo all'angolo rosso pantaloncini blu, guantoni rossi Luca Porru, all'angolo blu invece con pantaloncini neri e guantoni bianchi Alberto Benossa. Match subito molto rapido, aggressivi. Entrambi i fighter che si scambiano alcune calci in linea alta. Ora una bella combinazione per Luca Porru. Benossa è riuscita ad atterrare l'avversario. Intervento arbitrale, si può riprendere a combattere. Subito un bel destro portato da Porru che stringe l'avversario all'angolo, prova a uscire fuori con un tentativo di gomitata a Benossa che trascina nuovamente a terra il suo avversario. Altro intervento dell'arbitro, si ritorna in piedi, provano a studiarsi i due le finte di Porru. Prova il front kick Benossa, porta però una buona ginocchiata Porru, che però non riesce più di tanto a scalfire la resistenza di Benossa. Ora i due atleti sono stretti in clinch in un angolo, clinch attivo. Infatti l'arbitro lascia correre, provano a lavorare, ed è una cosa molto importante in questi casi con le ginocchia. I due atleti che ora vengono separati dall'arbitro, si riprende a combattere. Ricordiamo che si combatte sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Qui prova una soluzione in salto Benossa molto spettacolare, il pubblico di Quartu dimostra di gradire. Si finisce nuovamente a terra con Benossa che riesce ancora una volta a portare giù il suo avversario. Molto intraprendente Alberto Benossa nel corso di questa prima ripresa, prova ad agire in linea alta ma viene subito ricacciato indietro dal destro portato da Luca Porru. Ancora i due atleti che si studiano, stavolta al centro del quadrato. Ha provato il diretto sinistro che non è andato a segno però Benossa. Ora middle kick per Porru, prova a rispondere con la stessa moneta a Benossa, niente di fatto però. Nuovamente al centro del ring, ha provato a entrare nella guardia di Porru col sinistro Benossa, nulla di fatto anche in questo caso. Nuovo clinch tra i due con Benossa, ancora una volta porta a terra il suo avversario. Punti preziosi questi per l'atleta della Alex Muay Thai che ora prova ad agire in linea alta, si sposta però dalla traiettoria del suo calcio Luca Porru della Serra Muay Thai Academy. Ancora i due al centro del ring, prova con questo pugno girato Benossa a sorprendere il suo avversario. Ora middle kick, trattiene la gamba, è un'altra tecnica caratteristica della Muay Thai questa. Qui ci ha provato Benossa. Termina la prima ripresa, probabilmente Benossa più propositivo rispetto al suo avversario.
Tutto pronto per l'inizio della seconda ripresa. Luca Porru, Alberto Benossa, il primo match della quarta edizione dell'Earths on Fire Alma Beach Studios Quartu Sant'Elena. Match che è iniziato subito forte, grande spettacolo tra questi due atleti che combattono rispettivamente per l'Alex Muay Thai e la Serra Muay Thai Academy. Prova ancora qualche soluzione di calcio di pugno Benossa, molto aggressivo anche in questa fase del match. Ora si scambiano un middle kick i due contendenti. Ancora un tentativo di pugno girato parzialmente andato a segno per Benossa, molto bravo con questo genere di soluzione che gli abbiamo visto proporre anche nel corso del primo round. Ci riprova ancora un'altra volta Benossa. Ora prova a rispondere Porru, che però non va a segno con questo tentativo di calcio. Tentativo di low kick anche per Benossa. Ora prova ad attaccare e a stringere all'angolo il suo avversario Luca Porru, che cerca di prendere l'iniziativa a questo punto del match. I due contendenti nuovamente al centro del quadrato. Non va a segno il low kick di Luca Porru. Ha provato con un destro Benossa, ancora nulla di fatto. Molto bravo qui Benossa a spostarsi indietro, intanto il pubblico giustamente sottolinea un colpo mandato a segno da Luca Porru, che ora continua a prendere iniziativa. Sinistro a vuoto per Benossa. E si alza ancora il coro di incoraggiamento per Luca Porru. Qui ancora un calcio una soluzione in linea bassa per l'atleta di casa. Ci prova ancora a vuoto anche Benossa. Una serie di colpi a vuoto ancora e poi il clinch, questa volta prontamente risolto dall'arbitro. Si riprende a combattere, ricordiamo che siamo nel corso della seconda ripresa tra Luca Porru e Alberto Benossa. Qui ancora Benossa che porta a terra il suo avversario dopo averlo trattenuto per una gamba. Molto astuto anche in questo caso l'atleta della Alex Muay Thai, che ora ci prova ancora in linea bassa. Cerca di rispondere Luca Porru, qui ha toccato con il sinistro l'atleta di casa. Prova il calcio destro e tocca ancora con il sinistro Luca Porru. Ancora Porru, stavolta con un middle kick che è andato a segno. Ancora un destro in salto però per Benossa, che si riprende la scena immediatamente proprio in conclusione di secondo round.
Abbraccio tra Luca Porru e Alberto Benossa prima dell'inizio della terza e ultima, presumibilmente decisiva ripresa. Match equilibrato qui sul ring dell'Alma Beach Studios di Quartus Sant'Elena. Inizia subito forte Luca Porru in linea alta, in linea bassa, ricaccia indietro però l'avversario Benossa, che ora prova ad agire con una serie di calci. Destro di Porru, prova ancora una combinazione di pugno a vuoto con l'high kick. Benossa e poi ancora clinch. Fase di stanca del match. In questo momento aveva iniziato molto forte Luca Porru, che ora prova a chiudere l'avversario all'angolo. Nuovo clinch. Provano a lavorare con le gambe i due atleti. Ripetiamo, clinch attivo in questo momento. Allora l'arbitro non interviene. Interviene in questo momento, constatato che il clinch era diventato passivo, e allora si riprende a combattere. High kick a vuoto per Benossa, ancora un calcio a vuoto per l'atleta dell'Alex Muay Thai. Ora un bello scambio tra i due, botta e risposta. Porru ha toccato qui con il destro e ora chiude l'avversario all'angolo, ancora a lavorare con le ginocchia in situazioni di clinch Luca Porru, Alberto Benossa. A vuoto ancora Benossa e poi nuovo clinch. Prova a lavorare anche con il destro, oltre che con le ginocchiate in questa fase. Benossa che porta ancora a terra il suo avversario. L'angolo di Benossa esulta e ora l'atleta dell'Alex Muay Thai riceve le preziose indicazioni del suo allenatore. Qui va in linea bassa Benossa, ora portato all'angolo da Porru, che prova a scatenare ancora sinistro e destro. E finisce qui il primo match della quarta edizione dell'Earth on Fire. Applausi per i due contendenti, che hanno comunque offerto uno spettacolo gradevole. Ora si abbracciano, come detto, applausi da parte del pubblico dell'Alma Beach Studios, che ha gradito l'impegno di questi due fighters. Dopodiché andremo a vivere il verdetto tra Luca Porru e Alberto Benossa. Vince l'incontro angolo rosso Luca Porru dalla sala Muay Thai Academy. E vince allora il padrone di casa Luca Porru all'angolo rosso. E questo il verdetto da parte dei giudici. Verdetto condiviso da tutti, anche dal rivale, che ha subito fatto ampi cenni, insomma, di accettare la decisione da parte dei giudici. Vince dunque Luca Porru questo primo match dell'Earth on Fire. E bis anche il successo su Alberto Vacca nell'ultimo Muay Thai Explosion. Ora una piccola pausa, dopodiché sarà tempo del secondo match.
Secondo match dell'Earth on Fire edizione 2016, il match è tra Vincenzo Ghiani della Wachai Muay Thai di Sydney all'angolo rosso, all'angolo blu invece ci sarà Samuele Cuccuru del Fight Club Gym di Sassari. Io non mi sento, signori, siamo ancora grandi, allora fatti sentire. Cuccuru ha vinto al Muay Thai Explosion ai punti contro Gian Mario Pisano, è stato inoltre campione italiano juniores nel 2012. Vincenzo Ghiani invece campione italiano dilettanti, terza serie nel 2012, ha sfiorato il titolo italiano prima serie nel 2014 e la Coppa del Mondo nel 2015 arrivando secondo. Qualche istante d'attesa ancora per l'arrivo di Vincenzo Ghiani. Vi ricordiamo allora che siamo nel corso, ormai almeno siamo in attesa del secondo match dell'Earth on Fire, quarta edizione. Due titoli in palio, la cintura italiana Combat League categoria 63 kg. A contendersela saranno Federico Mazza e Marco Loi, che detiene questa prestigiosa cintura. Dopodiché l'evento più atteso da tutto il pubblico di Quartu, titolo mondiale Combat League, Mauro Serra, padrone di casa, beniamino del pubblico quartese, atleta di altissimo livello che ha combattuto contro i più grandi di questa disciplina, uno su tutti, Buakao Por Pramuk, nel 2012 sfidato a Bangkok nel corso del Thai Fight. Come detto, andrà a combattere per il titolo mondiale categoria 69,8 kg contro il fortissimo inglese di Leeds, Liam Harrison. Intanto ha fatto finalmente il suo ingresso sul ring all'angolo rosso Vincenzo Ghiani, Wachai Muay Thai. Cuccuru accompagnato sul ring dal maestro Tarantini, saluta il pubblico e poi raggiunge il suo angolo. Categoria, lo ricordiamo, 61 kg, esattamente come il match cui abbiamo assistito in precedenza. Ha vinto da Luca Porru ai punti su Alberto Benossa, dunque già un successo per la società organizzatrice di questa manifestazione, ovvero la Serra Muay Thai Academy. E ora risuonano le note, le sentirete in sottofondo. È arrivato il momento della Ram Muay, cui significato vi abbiamo già spiegato in precedenza. Un'altra particolarità: ogni scuola ha la propria Ram Muay che diventa caratteristica, e dunque c'è anche un forte valore di identificazione in questa danza, che non è solo spirituale ma anche un significato, un valore pratico, perché funge da vero e proprio riscaldamento prima del match. Come detto, poi gli atleti rispettosi della spiritualità della Muay Thai, che ha un forte legame con la religione buddista, eseguono con grande devozione questi rituali. Entrambi gli atleti, come vedete, indossano anche il moncon, che verrà poi rimosso dal maestro e che solo dal maestro può essere rimosso prima di un match. Applausi ora per i due fighter. Lo ricordiamo, si tratta di Samuele Cuccuru, team Tarantini, all'angolo rosso, e Vincenzo Ghiani all'angolo blu, Wachai Muay Thai.
Inizia anche il secondo match dell'Hearts on Fire, Samuele Cuccuru, pantaloncini e guantoni rossi contro Vincenzo Ghiani, pantaloncini neri e guantoni bianchi. Iniziato forte fin dalle primissime battute anche questo match, sinistro e destro per Cuccuru, molto aggressivo, qui prova ancora il diretto sinistro e poi il gancio, lavora ancora con il sinistro, passa però all'attacco Vincenzo Ghiani, subito il clinch tra i due con Cuccuru e Ghiani che lavorano con le ginocchia per fiaccarsi a vicenda, ancora stretti all'angolo i due contendenti. Ha provato anche la spazzata Ghiani che poi ha toccato con il destro il volto di Samuele Cuccuru. Qui prova con il destro dalla lunga distanza Cuccuru, non va a segno. Prova il sinistro e poi un bel middle kick, risponde però subito presente Ghiani che con una spazzata porta a terra il rivale, ancora destro e poi sinistro per Ghiani. Quest'ultimo tentativo però era stato coperto dalla guardia di Cuccuru, Cuccuru che ha provato poi a rispondere, sinistro di Cuccuru, sinistro e poi destro diretto per Samuele Cuccuru del team Tarantini, ancora clinch con Ghiani che però lavora bene anche Cuccuru, questo tipo di situazione. Intanto notiamo vicino al ring anche Max Baggio, presidente della Combat League, che avremo piacere di ospitare nel corso di questa serata ai nostri microfoni. Destro tentato da Vincenzo Ghiani, che prima ha trovato anche il volto dell'avversario con una pregevole gomitata girata. Qui scambio in linea bassa, ancora Ghiani efficace. Provato il montante, ora Ghiani, ancora un sinistro a vuoto poi con il destro Cuccuru. Siamo nel corso della prima ripresa, Vincenzo Ghiani, Samuele Cuccuru, qui toccano vicendevolmente i due fighter con il sinistro, poi ancora clinch. Situazione risolta dall'intervento arbitrale, siamo nelle battute conclusive della prima ripresa. Passa all'attacco qui Samuele Cuccuru, ha provato anche la ginocchiata, termina la prima ripresa qui sul ring dell'Alma Beach Studios. Seconda ripresa, Samuele Cuccuru che parte subito forte con il destro, tocca ma non riesce a scalfire più di tanto le certezze di Vincenzo Ghiani, incoraggiato dal pubblico, ai favori del pubblico. Del resto la sua palestra ha sede qui vicino a Sydney, Huachai Muay Thai. Qui il pugno girato per Vincenzo Ghiani, sottolineato come dicevamo dagli applausi del pubblico. Nuovamente al centro del quadrato i due atleti, ha provato il gancio destro qui Vincenzo Ghiani e ancora clinch, le ginocchiate portate da Cuccuru.
Bel pugno girato qui, portato da Cucuru. Colpo che si è fatto sentire sul volto di Vincenzo Ghiani. Ancora a lavorare i fianchi con le ginocchiate di due atleti, in particolare Cucuru sembra molto propositivo a questo punto del match. Ancora prova a toccare con il destro, non ci riesce, allora lo prende in contropiede Vincenzo Ghiani. Sinistro a segno per Ghiani, tocca con il destro poi Samuele Cucuru. Risolto ora il clinch, tocca ancora Cucuru e ancora clinch. Match molto più statico nel corso di questa seconda ripresa. Toccato col sinistro Ghiani, a vuoto il destro di Cucuru. Prova il gancio sinistro ma subisce poi la reazione di Ghiani, l'atleta del team Tarantini. Prova con un calcio girato, viene poi spinto alle corde Ghiani e il suono della campana interrompe l'azione di Cucuru, che si era fatto minaccioso all'angolo di Vincenzo Ghiani. Terminata anche la seconda ripresa. Terza ripresa e abbraccio di rito tra Samuele Cucuru e Vincenzo Ghiani. Subito sinistro e destro per Cucuru, risponde Ghiani con una gomitata girata e atleti all'angolo con Cucuru e Ghiani che lavorano con le ginocchiate. Sinistro a vuoto e poi destro a segno girato per Cucuru. Soluzione spettacolare anche questa. Ha toccato in maniera pulita il volto di Vincenzo Ghiani. Ora prova ma va a vuoto Ghiani e allora deve subire l'azione subito astuta da parte di Samuele Cucuru. Nulla di fatto però. A vuoto ora Vincenzo Ghiani, due atleti ancora all'angolo. Una serie di ginocchiate sul fianco per Samuele Cucuru del team Tarantini. Ora l'intervento dell'arbitro, si riprende a combattere al centro del quadrato. Sinistro per Cucuru, parato poi a vuoto con il pugno girato per Vincenzo Ghiani. Ora richiamato anche l'angolo di Vincenzo Ghiani, si riprende a combattere. Visibilmente stanchi i due atleti ora. Deve intervenire nuovamente l'arbitro. Sinistro di Cucuru, la risposta col destro invece per Ghiani. Serie di colpi a vuoto, ora questa spazzata molto ben portata da Vincenzo Ghiani che fa esplodere il pubblico dell'Alma Beach Studios.
Ancora clinch. Prova a portare a terra il suo avversario Vincenzo Ghiani con Kukuru, che però riesce a difendersi in questa situazione. Cercava ancora una spazzata durante il clinch Vincenzo Ghiani e arriva il suono che determina la fine del match. E allora andiamo a vivere il verdetto. Secondo match, lo ricordiamo, della quarta edizione dell'Earths on Fire Alma Beach Studios Quartu Sant'Elena, 2 titoli in palio al termine di questa lunga serata di Muay Thai che ha già visto la vittoria di Luca Porru su Alberto Benossa. Ora andiamo a sentire il verdetto. Vince Vincenzo Ghiani all'angolo blu, applausi reciproci tra i due angoli. Applaude il suo atleta, anche il maestro Tarantini, Samuele Kukuru, che si è ben comportato. Prendiamo nota della vittoria di Vincenzo Ghiani su Samuele Kukuru nel secondo match dell'Earths on Fire. Terzo match dell'Earths on Fire, è un match femminile. Ilaria Signori da Bassano del Grappa è pronta a fare il suo ingresso sull'arena di Quartu Sant'Elena. Specialista soprattutto della K1, si cimenterà nella nobile disciplina dell'antico Siam, la Muay Thai. Fa il suo ingresso ora sul ring Ilaria Signori, che prenderà posto all'angolo blu, atleta veneta come detto, che di recente ha perso a Nulvi contro Marta Russu dopo 5 riprese comunque molto ben combattute. E ora è il momento dell'ingresso sul ring di Sasha Us. Ed eccola annunciata dallo speaker ufficiale, Sasha Us, atleta della Serra Muay Thai Academy, accolta dagli applausi del pubblico. Alba, fammi vedere le mani per Sasha. Sasha Us sul ring dell'Alma Beach Studios di Quartu Sant'Elena, terzo match della serata di Earths on Fire, quarta edizione. Ricordiamo le vittorie di Luca Porru e di Vincenzo Ghiani fino a questo momento. E ora match femminile, unico match femminile previsto in questa serata. Ricordiamo i 2 incontri in programma per il titolo italiano categoria 63 kg tra Federico Mazza e il campione in carica Marco Loi, e soprattutto il titolo mondiale Combat League Mauro Serra contro l'inglese Liam Harrison. La categoria è quella dei 69,8 kg. E ora è il momento della Ram Muay, momento particolarmente importante che caratterizza all'inizio di ogni match di Muay Thai, momento molto spirituale. Ricordiamo poi un'altra particolarità molto interessante di questa quarta edizione di Earths on Fire, ovvero un match di Kyokushin Full Contact Karate con 2 atleti di livello nazionale particolarmente importanti. Si tratta di Vittorio Bagnato e di Sergio Civitella, che si sfideranno sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti per mostrare al pubblico di Quartu questa disciplina molto spettacolare che
vi andremo a raccontare, peraltro con un ospite che ci raggiungerà proprio in occasione di questo particolare match. Intanto sta per terminare la danza pre-match di Ilaria Signori, atleta veneta, in particolare di Bassano del Grappa, con un palmarès di tutto rispetto, di tutto rispetto, in particolare nella K1. A Muay Thai prevede anche le gomitate e ora, come detto, si cimenterà in questa nobile e dura disciplina. Ilaria Signori, rimosso il Moncon, dopodiché si potrà iniziare questo terzo match dell'Hearts on Fire, directasport.it, sardegnasport.com, al fianco del Combat anche nel corso di questa calda estate 2016, grazie in questo caso alla Serra Muay Thai Academy che organizza l'evento, e ovviamente grazie anche a Steve Sport, punto di riferimento per tutti gli appassionati del fitness e degli sport da combattimento. È iniziato il match intanto all'angolo rosso con pantaloncini bianchi e guantoni rossi c'è Sasha Us della Serra Muay Thai Academy, all'angolo blu con pantaloncini neri e guantoni bianchi c'è invece Ilaria Signori. Ha iniziato subito molto bene Ilaria Signori, qui prova a portare un destro, tocca ancora con il diretto e crea qualche grattacapo a Sasha Us. Molto determinata l'azione di Ilaria Signori, con il diretto destro subito ha toccato 2 volte almeno sul volto la sua avversaria. Prova ad agire con delle tecniche di calcio qui Sasha Us, ancora un sinistro per Ilaria Signori, tocca poi ancora con il sinistro, ancora un sinistro e poi gancio destro, questa volta però non a segno, prova a rispondere, sinistro e destro però ancora per Signori, ancora gancio destro, molto in debito in questo inizio del match Sasha Us, che patisce probabilmente la maggior esperienza da parte di Ilaria Signori. Ancora un diretto sinistro per Ilaria Signori. Ora il clinch con Sasha Us che prova a usare le ginocchia, è più alta della sua avversaria, proverà a sfruttare questo fattore a suo vantaggio nel corso del match. Ancora a lavorare con il diretto intanto Ilaria Signori, prova a farsi avanti qui Sasha Us che ha subito alcuni colpi importanti portati da Ilaria Signori. Qui ancora una soluzione col gancio sinistro, Ilaria Signori ancora, stavolta con il destro e poi tocca con il diretto sinistro. Ora le ginocchiate sui fianchi, poi ha provato anche la gomitata Ilaria Signori in uscita, ancora clinch, spinta alle corde. Ora Ilaria Signori, middle kick, ancora low kick, prova a rispondere con un middle kick anche Sasha Us, scambi in linea bassa. A questo punto del match ricordiamo che siamo nel corso della prima ripresa, terzo match di Hearts on Fire, primo e unico match femminile della serata. Intanto arriva vicino alla nostra postazione Vincenzo Ghiani che ha vinto il precedente match. Gli strappiamo giusto 2 battute di commento. Vincenzo, intanto complimenti per la tua prova. Secondo te cosa ha fatto la differenza nel match che hai vinto? No, vabbè, differenza non più di tanto, però è un bravo ragazzo giovane. Io vengo da una preparazione di 9 giorni perché ho saltato un match, quindi ho dovuto rimpiazzare, però è andata bene, ho portato a casa la vittoria, è quello che volevo. Potevo fare di più, però è andata così. I prossimi appuntamenti in programma? Il prossimo per me è il 6 agosto a San Luri.
Niente, il pubblico ha gradito, tanti amici, tanti conoscenti e è andato tutto bene. Grazie mille Vincenzo, complimenti ancora. Allora abbiamo sentito le parole di uno degli atleti che è riuscito a conquistare il match in questo Hearts on Fire, il secondo match che abbiamo visto, Vincenzo Ghiani, che ha battuto in precedenza Samuele Cuccuru del team Tarantini. Inizia la seconda ripresa tra Ilaria Signori e Sasha Us, netto vantaggio dell'atleta veneta nel corso della prima ripresa e ora parte subito molto forte ancora Signori che porta a terra Sasha Us, continua a dominare questo match l'atleta di Bassano del Grappa con un curriculum molto importante a nobilitare ancora questo Hearts on Fire, ma il meglio, come detto e come preannunciato più volte nel corso di questa telecronaca, deve ancora venire. 2 titoli in palio, vedete le cinture campeggiare a bordo ring, quella italiana e quella addirittura mondiale. Proverà a conquistarla Mauro Serra, atleta di casa, campione che non ha bisogno di presentazioni, ma non ha bisogno di presentazioni nemmeno il suo rivale Liam Harrison, arrivato quest'oggi da Leeds, determinato anche lui a conquistare la cintura mondiale Combat League categoria 69,8 kg. Intanto torniamo a seguire questo match, prova ad agire in linea alta e poi in linea bassa Sasha Us, che poi viene interrotta nella sua azione, contata Ilaria Signori, molto efficace qui in questa sua azione Sasha Us. Ancora in grande difficoltà, nuovamente contata Ilaria Signori che ha subito anche una ginocchiata, contata a 8 e poi si può riprendere a combattere. Seconda ripresa nettamente a favore di Sasha Us che si è ripresa con gran vigore, ciò che non era riuscita a mostrare nel corso della prima ripresa. Ora in netta difficoltà Ilaria Signori, contata già 2 volte nel corso di questa seconda ripresa, molto determinata qui Sasha Us che prova a chiudere il match prima del limite, prova a rispondere anche Signori, ora cerca ancora la gomitata sul corpo e sembra ancora in difficoltà Signori, si accende il match, ricacciata indietro Sasha Us, contata 2 volte, lo ricordiamo. Signori nel corso di questo secondo round tocca con il diretto Signori, ma tocca anche Sasha Us che prova poi a toccare anche con il sinistro. Ancora avanza l'atleta della Serra Muay Thai Academy, qui un'altra ginocchiata molto ben portata, incassa a fatica Ilaria Signori che ora si deve rifugiare in questo clinch. Ancora uno scambio, prova a portare qualche colpo ma è in controllo totale ora Sasha Us e arriva la campana. Seconda ripresa totalmente appannaggio di Sasha Us, giustamente applaudita dal pubblico di Quartu Sant'Elena. Terza e ultima ripresa, Ilaria Signori e Sasha Us, match particolarmente gradevole. Nel corso della prima ripresa si era fatta preferire l'atleta veneta, ma ha dovuto subire il gran ritorno di Sasha Us nel corso del secondo round, contata addirittura 2 volte Ilaria Signori, e inizia forte subito anche questa terza e ultima ripresa. Sasha Us, toccata qui Ilaria Signori sul volto, ancora subisce un aspetto che abbiamo fatto notare in precedenza,
ovvero la maggiore altezza dell'avversaria in alcune situazioni, in alcuni scambi. Ilaria Signori qui toccano entrambe con il diretto, poi combinazioni di calcio e pugno per Sasha Us che prova a spingere all'angolo la sua avversaria. Centro del ring per Sasha Us, sinistro per Signori, parzialmente andato a segno. Ora un bel destro che arriva prima del calcio di Sasha Us. Ora sbilanciata questo calcio. Signori, finisce a terra addirittura anche l'arbitro. Momento comico che il pubblico fa notare, ma le due atlete sono concentrate unicamente su questo combattimento. Ancora Ilaria Signori che prova a portare una gomitata, cerca di rispondere Sasha Us sulla corta distanza. Middle kick a segno per Sasha Us, lunghe leve, sa usare molto bene l'atleta della Serra Muay Thai Academy. Bel diretto però qui portato da Signori, diretto sinistro a segno per l'atleta di Bassano del Grappa. E non possiamo fare a meno di sottolineare quanto sia stato piacevole questo match, qui portata a terra per un attimo Sasha Us, nulla di preoccupante per lei, si rimette prontamente in piedi. Front kick a vuoto per Signori. Anche la stanchezza che ora affiora sulle gambe delle due contendenti. Front kick per Signori. Sinistro e poi destro per Signori che prova a prendere l'iniziativa. Ha subito tanto nel corso della seconda ripresa, qui bel destro però portato da Sasha Us. Low kick e poi bel diretto sinistro, ancora diretto sinistro per Signori, davvero molto ficcante con il suo diretto sinistro. Termina il match, applausi giusti anche in questo caso perché a mio modestissimo giudizio questo probabilmente è stato il match più piacevole, più spettacolare di questo Hearts on Fire, ma siamo appena all'inizio della main card, era appena il terzo match. Tra poco il verdetto, sapremo chi avrà vinto tra Ilaria Signori e Sasha Us. Ricordiamo che Ilaria Signori è stata contata 2 volte nel corso della seconda ripresa per le azioni molto determinate portate dall'atleta di casa Sasha Us. Signori, per cui vorrei sentire l'applauso da parte di tutti i presenti. Forte! Tra pochi istanti lo speaker annuncerà la vincitrice. Vince Sasha Us! E tanti applausi dal pubblico dell'Alma Beach Studios. Gran bel match, davvero, il terzo di questo Hearts on Fire. Quarto match di Hearts on Fire. Andrea Murgia, Wachai Muay Thai, sale ora sul ring. Siamo entrati nella seconda parte della main card di questa quarta edizione di Hearts on Fire. Fino a questo momento abbiamo assistito alla vittoria di Luca Porru su Alberto Benossa, alla vittoria di Vincenzo Ghiani su Samuele Cuccuru, alla vittoria anche di Sasha Us su Ilaria Signori. Dunque 2 atleti di casa fino a questo momento sono riusciti a ottenere la vittoria. Vedremo se ci riuscirà anche lo sfidante di Andrea Murgia, ovvero Davide Facci, anche lui Serra Muay Thai Academy.
categoria 71 kg, come detto in precedenza, quarto match della serata. E ora la presentazione appunto di Davide Farci. Ricordiamo che dopo questo match ci sarà l'esibizione di Kyokushin Full Contact Karate, un altro match di Muay Thai, quello tra Tairo Muru e Federico Pugli, dopodiché cinture in palio, titolo italiano categoria 63 kg, se lo contenderanno Federico Mazza e Marco Loi, e poi l'attesissimo titolo mondiale Combat League Mauro Serra contro Liam Harrison. Ora però ci concentriamo sul quarto match della serata, è il momento delle ultime raccomandazioni da parte degli allenatori. Momento anche questo, come detto in precedenza, molto significativo dal punto di vista spirituale, la rimozione del Moncon dalla testa dell'atleta, dopodiché potrà avere inizio il match. Ricordiamo, all'angolo rosso c'è Andrea Murgia, scusate, all'angolo rosso c'è Davide Farci della Serra Muay Thai Academy, all'angolo blu Andrea Murgia della Huachai Muay Thai. Ora è il momento della Ram Muay. Danza con cui gli atleti cercano di ingraziarsi gli spiriti benevoli e di scacciare gli spiriti maligni prima dell'inizio del match, ma come già ricordato ha anche una valenza pratica questa danza, serve a scaldare i muscoli e a trovare la concentrazione ottimale prima dell'incontro. Terminata la Ram Muay, le ultime raccomandazioni prima dell'inizio del match, dopodiché sarà ancora spettacolo sul ring di Earth on Fire, quarta edizione, lo ricordiamo. 2 vittorie fino a questo momento per la Serra Muay Thai Academy, vedremo se arriverà anche la terza. Avversario è tosto, Andrea Murgia, Huachai Muay Thai, match che è iniziato in questo momento. Pantaloncini arancioni e guantoni rossi per Davide Farci della Serra Muay Thai Academy, pantaloncini neri e guantoni bianchi invece per Andrea Murgia. Prova a prendere l'iniziativa subito con soluzioni in linea bassa e anche con un destro portato molto bene Andrea Murgia, non si fa sorprendere però più di tanto Davide Farci.
che ora ha provato il front kick, clinch passivo e risolto dall'intervento arbitrale. Bel high kick qui portato da Farci. Ora ha provato a entrare con il diretto Murgia, ricacciato però subito indietro dall'iniziativa combinata di Davide Farci, molto propositivo in questa fase iniziale del match. Ancora un clinch risolto dall'intervento dell'arbitro, si riprende a combattere sul ring di Hearts on Fire Alma Beach Studios. Ancora un high kick molto ben portato da Davide Farci, ancora in vantaggio direi a questo punto. Nella prima ripresa anche un bel low kick, il rumore si è sentito fin qui, fino alla nostra postazione. Ora chiude l'avversario in un angolo Davide Farci, esce però Murgia, sinistro e destro per Farci, che poi incassa anche un buon colpo portato dal suo avversario, che ora cerca di respingerlo con dei front kick, ginocchiata in salto molto spettacolare da parte di Davide Farci. Il pubblico applaude. Ancora un clinch diretto, non a segno per Davide Farci. Ancora un high kick con un front kick, è riuscito ad andare a segno ben 2 volte con degli high kick molto efficaci e spettacolari Davide Farci. Ora si lavora in clinch, ancora un intervento da parte dell'arbitro che ha bisogno di parlare con i 2 contendenti. Si riprende a combattere Andrea Murgia, prova a rispondere, ancora un high kick, stavolta parato, replica poi con un front kick, ancora Davide Farci, prova con il destro Murgia, ma la risposta furiosa con anche un paio di montanti portati molto bene da parte di Davide Farci, che sembra in controllo del match. Ancora un high kick che ha toccato il volto di Andrea Murgia. Prima ripresa totalmente appannaggio dell'atleta di casa, ovvero Davide Farci. Seconda ripresa, Davide Farci contro Andrea Murgia, quarto match dell'Hearts on Fire. In vantaggio dopo la prima ripresa Davide Farci, molto più efficace rispetto al suo avversario, ma situazione ancora aperta. Low kick per Farci, ancora a segno, ora ci prova con il front kick.
diretto destro, indietreggia Murgia, ancora una soluzione in linea alta, efficace. Intervento dell'arbitro, intanto c'è qualcosa che non va nell'equipaggiamento probabilmente di Andrea Murgia, si riprende però subito a combattere, provato il diretto sinistro a vuoto, prova a insinuarsi nella guardia di Farci, Murgia senza però grossi risultati. Ora low kick da parte di Farci. Bel middle kick portato da Murgia che prova a rispondere, ma subito le combinazioni di calcio e pugno da parte di Farci che ricaccia indietro il suo avversario. Bellissimo questo high kick di Murgia. Bella anche la mimica facciale dei due che si stanno sfidando. Farci sta ridendo, ha incassato un high kick coi fiocchi portato da Murgia, il rumore si è sentito fin qui. Ancora cercava la soluzione in linea alta Davide Farci, ha provato a sorprenderlo però in linea bassa il suo avversario Andrea Murgia. Ora il clinch a ridosso delle corde, intervento dell'arbitro. Prova la gomitata qui Farci, poi front kick. Sinistro e destro per Murgia che sta prendendo coraggio. La Farci spinge alle corde Murgia. Separati. Ancora i due fighter. High kick. Prima con il sinistro, poi con il destro e manda al tappeto il suo avversario Farci. Si rialza subito, non viene contato però. Ovviamente Andrea Murgia termina anche la seconda ripresa, molto spettacolare anche questa. Terza ripresa che inizia con l'abbraccio tra Davide Farci e Andrea Murgia, protagonisti fino a questo momento di un bel match. Subito un low kick per Farci. È a terra. Murgia contato, non sembra dare segni di vita. Finisce qui, vince per KO Davide Farci, Serra Muay Thai Academy. C'è del sangue sul volto, sul naso in particolare di Andrea Murgia, Muay Thai.
KO e dunque, come detto, terza vittoria per la Serra Muay Thai Academy, società organizzatrice di questo evento. Ora anche l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Andrea Murgia. Vince per KO Davide Farci, acclamato dai suoi tanti sostenitori. È la prima vittoria per KO in questo Hearts on Fire, in precedenza erano arrivate solamente vittorie ai punti per verdetto dei giudici. Applauso per Andrea Murgia, che si è ben comportato soprattutto nel corso della seconda ripresa. Ora va a salutare l'angolo avversario anche Davide Farci. Vince all'angolo rosso Davide Farci! Vince per KO alla terza ripresa allora Davide Farci, Serra Muay Thai Academy. Per entrambi, fai sentire Alba, fai sentire quanto sei caldo. Ringrazio gli arbitri. Per cui chiedo un altro applauso, signori, fatevi sentire. Con lui, mentre facciamo la foto, con Roberto, anche con la cintura nera, è un mio collega. E questo è il pool di arbitri del Kyokushinkai Karate. Allora, andiamo alle schede. Ok, possiamo andare. Andiamo sulle schede. Vai Maglio! 6 volte sul podio italiano in Serie B, di cui 4 volte al primo posto. Serie A nazionale e internazionale, 3 volte sul podio. Un titolo di miglior atleta. I primi 8 agli europei di Berlino 2015. All'angolo rosso, Vittorio Bagnato! E allora, quinto match di Hearts on Fire, è arrivato il momento della novità assoluta di questa edizione 2016, ovvero il match di Kyokushin Full Contact Karate. Due atleti di assoluto rilievo in questo momento sul ring dell'Alma Beach Studios. Vittorio Bagnato ha fatto il suo ingresso sul ring, ora stiamo attendendo Sergio Civitelle. Allora, per commentare questo match ci siamo rivolti a uno specialista, è venuto a trovarci Massimo Piludu, presidente del comitato provinciale Xen Karateka, che insomma non ha bisogno di presentazioni in questo mondo. Innanzitutto buonasera Massimo. Buonasera Roberto, ci ritroviamo in un'altra piacevolissima occasione. Allora, presentaci questa disciplina, di cosa si tratta precisamente? Il karate Kyokushin nasce dal karate giapponese Shotokan per il full contact karate. Il fondatore è il maestro Yama, ha lasciato i suoi diretti allievi come il maestro Wakiuchi, che è il maestro di uno dei due contendenti, quindi direttore tecnico nazionale, presente anche qua all'Ayrton Fight 2016. Bagnato, Civitella sono i due atleti che si stanno dando battaglia in questo momento sul ring. Tu li conosci ovviamente, presentaceli un pochino. I due contendenti sono due grandi agonisti di livello nazionale, uno ha vinto anche, è arrivato tra i primi posti, settimo a livello europeo. Un bel match, sì,
Per quanto concerne il Karate Kyokushin abbiamo parte dell'elite qua a Quartu nel 2016, è un'ottima occasione per lo sport in generale. Quello che colpisce gli osservatori innanzitutto è la rapidità degli atleti e la cortissima distanza. Intanto c'è già un'interruzione del match, una bandierina che sventola. In questo momento ti lascio spiegare cosa sta accadendo. Nel full contact karate Kyokushin non si può colpire al viso, pertanto è ammonito, cioè l'ammonizione. L'arbitro centrale, il responsabile della Sardegna Manlio Sorba, ha ammonito il contendente perché ha colpito Jodan al viso l'avversario. Adesso si continua per quanto invece riguarda la parte dello tsuki, dei pugni al petto. Come vedete si esprime molta forza, il kime, sia con i calci sia con le tecniche. Abbiamo visto subito un calcio in linea bassa subito molto efficace. Hanno combattuto tanto coi pugni al corpo, però il primo atleta ad andare a terra insomma è stato colpito appunto da una soluzione in linea bassa. Non è facile per gli avversari mantenere il rilassamento e la contrazione. Come vedete la contrazione è massima, ma al momento dell'esplosività allo stesso tempo deve essere lanciata la decontrazione, quindi i due contendenti devono trovare il momento giusto dove colpire. Come vedete i colpi nel Kyokushin Karate non mancano e la piena potenza a volte è fatale, tanto che è molto facile il knockout in questa disciplina. Sì. Terminata intanto la prima ripresa, incontro molto piacevole, il pubblico gradisce questa esibizione. Intanto assegnata la prima ripresa, Massimo, ti lascio spiegare anche in questo caso cosa abbiamo appena visto. Ikiwake, parità. Gli arbitri di sedia, gli arbitri laterali hanno espresso il giudizio, l'arbitro centrale non ha potuto altro che dare il giudizio arbitrale, quindi per adesso sono pari. Vedremo nelle prossime riprese come l'incontro verrà portato a termine. Sì. A differenza degli incontri di Muay Thai che abbiamo visto fino a questo momento, il verdetto arriva dopo ogni ripresa. È posticipato nella Thai, in altre discipline, nel karate invece full contact Kyokushin è adesso. Inizia la seconda ripresa. L'energia dei colpi anche a distanza si sente, osso su osso a volte. Nonostante gli atleti non gareggino con le gambe scoperte, la potenza dei colpi si può evincere. Parliamo anche dell'equipaggiamento degli atleti. Il karategi nasce appunto sia dalle discipline diciamo, orientali giapponesi, il judogi, il karategi. Nasce principalmente come vestito di allenamento e chiaramente mantenendo la tradizione anche in occidente nipponica si continua a utilizzare il karategi come uniforme, la divisa. Non è da confondersi con il kimono che invece è l'abito rituale, soprattutto elegante per uscire magari la sera, quindi molte volte si sente kimono ma non è il gi. Il karategi è il vestito, il judogi è il vestito, l'uniforme da judo, da karate. Ecco. Tanto altra interruzione del match e ora si riprende a combattere. È andato a terra per la seconda volta, intanto Civitelli. Gli ha dato il punto, adesso si ha bloccato di nuovo. Ogni tanto il cosiddetto front kick, il magheri, che serve anche a spezzare il ritmo del combattimento. Pur non essendoci pugni al viso, chiaramente gli atleti hanno il paradenti, obbligatorio perché i calci li prendono e poi anche un bel pugno arrivo può arrivare, è meglio salvare la dentatura. L'high kick, così chiamato, insomma, è una soluzione che spesso e volentieri si rivela decisiva in questi incontri. Chiaramente, come vedete ogni tanto è raro che venga dato, ma quando viene dato per il knockout. L'high kick, cosiddetto mawashigeri, piuttosto che kakatogeri, chiaramente colpendo la parte della testa più vulnerabile può mettere facilmente in KO l'avversario, quindi è risolutiva. Vediamo l'arbitraggio, tutto rosso H. Questo rosso ha passato questo round.
Procedura che a livello arbitrale avviene interamente in lingua giapponese, se non ho capito male. Sì, esatto, la terminologia per tradizione è giapponese. Il Karate Kyokushin, Maestro Yama ha iniziato da Karate Shotokan per poi trasferire le sue conoscenze, le sue competenze tecniche coreane. Lui era coreano, ma sappiamo che la Corea era stata sempre una proprietà giapponese, quindi ha semplicemente riscoperto le sue tradizioni e Kyokushin Karate infatti ha delle tecniche di calcio che non sono dissimili anche al Taekwondo, oltre che al karate tradizionale puro giapponese. Quest'oggi vediamo all'opera due atleti non sardi, però qual è lo stato dell'arte del movimento del karate in Sardegna, ti chiedo? In generale il karate si suddivise in karate Shotokan, Shitoryu, Wadoryu, Goju-ryu e Kyokushin Karate. Gli altri stili non sono a pieno contatto, ma questo non vuol dire che non ci si colpisca, anzi, diciamo che conta l'idea dell'Ikenisatsu, colpire in un colpo e sconfiggere in un colpo solo. Nel Kyokushin Karate invece conta molto la resistenza ed è nato anche per spettacolarizzare l'attività anche in uno spazio come può essere questo, molto, molto simile anche alle altre discipline di sport o combattimento a pieno contatto. Intanto se l'intento era quello di promuovere questa disciplina, direi che gli organizzatori ci sono riusciti al meglio, perché osservo il pubblico vicino a me, sono tutti rapiti, affascinati da questa disciplina molto spettacolare. Sono dei grandi atleti, atleti della nazionale italiana e meritano di essere accolti con tutto il calore dell'anima. Vittorio Bagnato vince, un applauso anche per Sergio Civitella, due grandissimi atleti della nazionale italiana. E lo avete sentito allora dalla viva voce dello speaker, vince Bagnato su Civitella, Massimo Piludu, ci siamo davvero divertiti. Un grandissimo saluto, adesso ci concentriamo per Mauro Serra, il main event, un carissimo amico che ha iniziato anche lui da Karate Shotokan, nella mia palestra. Gli mando un abbraccio e in bocca al lupo per dopo. Un saluto forte anche al maestro Manlio Sorba che porta il Karate Kyokushin nella Sardegna e in tutta Italia. Complimenti Roberto per tutto, a presto. Grazie allora Massimo Piludu. Vediamo in questo momento il maestro Wakiuchi, responsabile del Kyokushin Karate in Sardegna, che sta premiando i due gareggianti. Ecco. Vittorio Bagnato, Sergio Civitella, all'Earths on Fire 2016, raccolgono un applauso entusiasta da parte dei presenti perché hanno fornito uno spettacolo sensazionale! Un saluto anche chiaramente agli arbitri che hanno arbitrato questo match. Fatti sentire Alma. E dopo questa incursione nel mondo del Kyokushin Karate si torna alla nobilissima disciplina della Muay Thai match per la categoria dei 67 kg sul ring. All'angolo blu Federico Pud, Wachai Muay Thai. Di fronte a lui ci sarà Tairo Muru del team Pilloni. Tairo Muru cerca riscatto dopo la sconfitta a Earth on Fire 3. Federico Pudu dal canto suo ha conquistato di recente il trofeo di miglior atleta del Wachai Muay Thai. All'angolo blu Federico Pudu, Wachai Muay Thai, e ora è il turno di Tairo Muru del team Pilloni. All'attivo 5 vittorie, allievo della Pilloni team di Salloni, occuperà l'angolo rosso. Fatti sentire per Tairo Muru!
All'angolo rosso allora Tairo Muru, Pilloni Team. Tairo Muru all'angolo rosso, all'angolo blu invece Federico Puddu. Tutto pronto per l'inizio del match. Risuona anche la musica che, come vi abbiamo raccontato, fa parte del rituale, tra virgolette, di un match di Muay Thai. Subito l'intervento dell'arbitro perché Tairo Muru era finito a terra e Puddu lo stava per colpire. Ancora un middle kick molto molto ben portato da parte di Puddu. Guantoni bianchi e pantaloncini neri per lui, pantaloncini bianchi invece con guantoni rossi per Tairo Muru. Ancora una soluzione in linea alta per Federico Puddu, prova a riprendersi Tairo Muru che ora però deve incassare un altro middle kick da parte del suo avversario. Subito acceso questo match con Tairo Muru che prova a insinuarsi nella guardia del suo avversario con il destro, non riesce però ad andare a bersaglio. Ora chiuso in un angolo Puddu, prova la ginocchiata, prova il gancio sinistro Muru senza successo però, e poi il tentativo di spazzata da parte di Tairo Muru che finisce però lui stesso col terminare a terra. Si riprende subito a combattere, ha provato il montante sinistro Puddu che poi ha incassato il sinistro ben portato da Tairo Muru. Fase di studio ora, diretto sinistro per Tairo Muru. I due atleti vengono richiamati, anzi è il solo Tairo Muru a venire richiamato al suo angolo perché probabilmente c'è una ferita. Forse il nostro Enrico Costa con la sua camera bordo ring può andare a indugiare sulla ferita che ci sembra di scorgere da questa posizione sul volto di Tairo Muru. Nulla di grave, comunque si può riprendere subito a combattere. Front kick due volte in fila per Federico Puddu, poi sinistro, destro per Tairo Muru, ricacciato indietro, spinto meglio indietro, poi tentativo di gomitata per Federico Puddu, destro, e riprende a sanguinare Tairo Muru. Probabilmente l'arbitro a breve sospenderà nuovamente l'incontro per permettere all'angolo di Muru di suturare questa ferita che sembra abbastanza copiosa. Ancora una serie di scambi tra i due contendenti con il sinistro di Tairo Muru, middle kick per Federico Puddu, clinch ora ginocchiata portata da Tairo Muru che continua ancora a sanguinare in maniera molto vistosa. E ora i due fighter sono in clinch in prossimità delle corde e ora arriva infatti l'interruzione del match perché bisogna assolutamente tamponare la ferita subita da Tairo Muru. Ricordiamo che siamo nel corso della prima ripresa del sesto match di questo Earth on Fire. Subito l'iniziativa da parte di Federico Puddu che si sta facendo preferire nel corso di questa prima ripresa. Ha provato il diretto sinistro dalla lunga distanza e poi un high kick però parato da Tairo Muru. Ginocchiata sul corpo per Federico Puddu, ancora va a cercare l'avversario, cioè da sistemare anche la protezione sul gomito di Federico Puddu, e finisce qui la prima ripresa molto avvincente. In vantaggio c'è Federico Puddu.
Ancora Tairo Muru contro Federico Puddu, subito il tentativo col gancio sinistro e poi bella la spazzata di Tairo Muru che porta giù il suo avversario a vuoto con il sinistro, poi Tairo Muru che ha deciso di approcciare questa ripresa in maniera particolarmente aggressiva, però l'high kick ben portato da Federico Puddu che ora cerca con una serie di front kick di allontanare Tairo Muru che lo ha stretto all'angolo, ancora tentato l'attacco con il destro da parte di Tairo Muru, ora un calcio, ancora un calcio e questo si è fatto sentire, sbilanciato Federico Puddu, con questo scusate, low kick sulla sua gamba sinistra, ancora va ad agire su quella stessa gamba Tairo Muru, ha individuato nella gamba sinistra di Federico Puddu il punto debole su cui agire e ora nuovamente Puddu stretto all'angolo, Puddu che aveva condotto la prima ripresa ora è in difficoltà contro Tairo Muru, arrembante a dir poco nel corso di questa prima ripresa, ora ancora c'è qualche problema con la ferita riportata da Tairo Muru all'arcata sopraccigliare, lo ricordiamo nel corso della prima ripresa, ferita copiosa all'orecchio anche per Federico Puddu che qui ha tentato una soluzione molto spettacolare con questo calcio girato che però non ha trovato particolari effetti, si è fatto sentire invece con il suo sinistro Tairo Muru, poi ancora un low kick sbilanciato per un attimo Puddu, ancora low kick, ancora sulla stessa gamba la sinistra di Federico Puddu che qui ha provato con il destro, ancora in linea bassa Tairo Muru che sta trovando punti importanti, però il match viene interrotto perché continua a sanguinare Tairo Muru e allora finisce qui, vince Federico Puddu questo sesto match di Hearts on Fire. KO tecnico, intervento dell'arbitro, la ferita di Tairo Muru è impossibile da arginare per la prosecuzione insomma di questo match e vince allora Federico Puddu, Wachai Muay Thai su Tairo Muru del Pilloni Team. Applausi meritati per Tairo Muru che ci ha fatto vedere diverse soluzioni interessanti nel corso di questo incontro, ma vittoria per Federico Puddu che poi ringrazia e saluta con grande sportività, con grande rispetto il proprio avversario. La sportività, il rispetto, la spiritualità, tutti valori di primissimo piano che la Muay Thai sa regalare agli appassionati. E ora tantissimi tifosi di Tairo Muru lo applaudono all'uscita del ring, festeggia giustamente Federico Puddu e ora siamo veramente arrivati nella parte più importante di questa quarta edizione di Hearts on Fire. Entriamo nel momento più caldo. Allora, all'angolo blu, campione italiano pro 63,5 kg, vincitore dei mondiali di prima serie 2015, 23 match attivi, allievo della Wachai Muay Thai di Sinai. Fammi sentire l'ovazione per Marco Loi! Forte, forte, Alba, forte! Prima cintura in palio all'Hearts on Fire, quarta edizione 2016, titolo italiano Combat League, categoria 63 kg. Marco Loi, Wachai Muay Thai, è il primo a salire sul ring all'angolo blu. Ecco voi, il detentore del titolo, Marco Loi. Per il titolo italiano è il momento dello sfidante che occuperà l'angolo rosso. 8 vittorie all'attivo, terzo ai campionati mondiali di prima serie Combat League, Best Fighter 2013 al trofeo Franco Mucciolu, campione regionale prima serie 60
E avete sentito anche la presentazione di Federico Mazza, Serra Muay Thai Academy, all'angolo rosso, lo sfidante per il titolo italiano Combat League, lo ripetiamo, categoria 63 kg. E vedremo allora se il beniamino di casa Federico Mazza riuscirà a conquistare questa cintura che detiene appunto Marco Loi all'angolo blu. Marco Loi che ha conquistato la cintura pochi mesi fa. E parte anche la Ram Muay, la danza propiziatoria che precede ogni match di Muay Thai, con cui i due fighter cercano di guadagnarsi il favore degli spiriti benigni e di scacciare invece gli spiriti maligni dagli angoli del ring. La musica caratteristica che sentite in sottofondo è lo Don 3 Muay. La danza, la Ram Muay, inizia sempre con il Vai Kru, l'omaggio al maestro, cui il Thai boxer si inginocchia in direzione della sua scuola o città natale e compie 3 profondi inchini in segno di rispetto e devozione. Il significato della Ram Muay, come detto, è di natura mistico-religiosa, e con dei movimenti lenti e simbolici il praticante gira attorno al ring con lo scopo, come detto, di scacciare gli spiriti benigni dal terreno dello scontro. La sua esecuzione viene inoltre accompagnata dalla recitazione di preghiere silenziose e di formule magiche propiziatorie. I movimenti della Ram Muay possono differire notevolmente a seconda della scuola di origine o anche della personalità di ogni singolo atleta. L'ora è tarda, ma il pubblico di Hearts on Fire è più carico che mai, perché si assegna ora il titolo italiano Combat League categoria 63 kg. Federico Mazza contro Marco Loi, il campione italiano in carica della Wachai Muay Thai. Federico Mazza invece porta colori della Serra Muay Thai Academy. Ora i due atleti ai rispettivi angoli per le ultime indicazioni, la rimozione del moncon, ovvero il copricapo che portano ora, le indicazioni e le ultime preghiere, e poi si potrà cominciare. Allora, si tratta del titolo italiano professionisti Combat League 63 kg ed è per questo motivo, ok, che viene presa la cintura. Eccolo. Fai sentire l'applauso, Alba, fai sentire come siamo caldi, forte. Titolo italiano in palio, e allora cintura mostrata al pubblico da parte dell'arbitro, dopodiché sentiremo l'esecuzione dell'inno di Mameli.
L'applauso del pubblico dell'Alma Beach Studios per sottolineare il termine dell'inno italiano, doveroso perché in palio, come detto, c'è un titolo tricolore, cintura mostrata al pubblico in precedenza. A contendersela lo sfidante Federico Mazza e il detentore del titolo, ovvero Marco Loi della Huachai Muay Thai. Ancora indicazioni agli angoli, all'angolo blu, come detto, c'è il campione in carica, scusate, Marco Loi, all'angolo rosso invece Federico Mazza. Entrambi gli atleti hanno i calzoncini neri, guantoni rossi però per Federico Mazza, guantoni bianchi per il campione in carica Marco Loi. Match che è iniziato, guardia molto bassa e almeno in un primo momento per Federico Mazza, fase di studio, molto guardinghi i due atleti. Ricordiamo che si combatte sulla distanza delle 5 riprese, per cui gioco forza, le risorse fisiche vanno gestite nel migliore dei modi. Decide di prendere l'iniziativa subito Federico Mazza con questo low kick portato sulla gamba avanzata di Marco Loi, che poi decide di rispondere con un high kick molto deciso ma completamente fuori bersaglio. Subito in piedi Marco Loi, ancora guardia bassa per Mazza, prova con un altro low kick sulla gamba avanzata di Mazza, stavolta Loi, diretto destro, non a segno per Loi. Provano ora uno scambio, nessuno dei due riesce ad andare a segno. Ha provato combinazione sinistro-destro il campione in carica, titolo italiano categoria professionisti, lo ricordiamo, in palio, Marco Loi. Ora il sinistro di Mazza che non trova però il volto di Loi. Provano a scambiare ora in linea bassa i due. Destro a vuoto per Mazza, sinistro che tocca parzialmente il volto di Mazza per Marco Loi. Mazza che abbozza addirittura un sorriso. Ora ancora un'iniziativa di Loi che poi decide di agire con un altro low kick. Il diretto sinistro risponde con il gancio sinistro Mazza, poi low kick. Ancora un destro per Federico Mazza. Front kick che ora trova pienamente il corpo di Marco Loi. Le finte. Provato ora a entrare nella guardia con un montante Mazza, poi a vuoto con una combinazione di destro e sinistro. Destro al corpo e poi sinistro al volto per Loi. Buona iniziativa ma risponde con un high kick ottimamente portato. Mazza che ora riesce anche a mandare giù per un istante il suo avversario, si riprende subito. Ricordiamo che siamo nel corso della prima ripresa, quarta edizione di Hearts on Fire, il titolo italiano professionisti categoria 63 kg è in palio quest'oggi sul ring dell'Alma Beach Studios. Low kick ben portato ancora sulla gamba avanzata di Loi da parte di Mazza. Loi che ha risposto immediatamente con la stessa moneta. È terminata la prima ripresa molto molto equilibrata.
Seconda ripresa delle 5 in programma tra Federico Mazza e Marco Loi. Ricordiamo che in palio c'è il titolo italiano professionisti, categoria 63 kg. Prima ripresa molto equilibrata. Vedremo ora cosa ci riserverà questa seconda ripresa. Loi subito aggressivo con il sinistro. Tentativo di spazzata per Mazza. High kick per Loi, parato però da Mazza. Provato il diretto destro senza successo Mazza. Combinazione sinistro-destro senza grossi risultati, poi per Loi che ha provato anche un montante senza però trovare in maniera piena, netta il mento di Mazza, che ora si fa avanti con questo buon calcio alto. Sinistro al corpo per Mazza, poi una serie di finte. Sinistro e destro, ha provato con il gancio ma poi incassa la risposta subito efficace da parte di Loi. Poi low kick portato da Mazza. Match di alto livello. Ora low kick per Loi e poi un high kick. Cerca di portare una combinazione molto varia di colpi Marco Loi, campione in carica. Prova a usare anche il gomito Mazza, che ora assaggia la guardia di Loi. Middle kick per Mazza. Ora low kick e subito pronta la risposta con il gancio destro di Marco Loi, che ora deve subire questo buon high kick ancora portato da Federico Mazza. Ora ha provato anche lui a portare un high kick ma è stato bloccato prontamente da Mazza. Marco Loi. Chai Muay Thai, scuola di Sinai. Ora ha perso l'equilibrio dopo un low kick. Loi che avrebbe voluto rispondere subito con un gancio ma è stato bloccato dall'intervento arbitrale. Ora combinazione di calcio e pugno per Mazza, buono anche il low kick e poi gancio destro. Finisce anche la seconda ripresa, intervento dell'arbitro, anche questa particolarmente equilibrata.
Terza ripresa, Federico Mazza contro Marco Loi, titolo italiano professionisti categoria 63 kg in palio sul ring di Earth on Fire all'Alma Beach Studios di Quartu Sant'Elena. È iniziato forte questo terzo round. Anche se va detto che i due fighter stanno ben attenti a non sbilanciarsi troppo. Alla prova l'iniziativa in linea alta, Federico Mazza, sinistro, destro, ha toccato col destro parzialmente almeno il volto di Marco Loi. Ora middle kick, trattiene la gamba e poi la spazzata, riesce a mandare giù l'avversario Federico Mazza, che però viene richiamato dall'arbitro. C'è da sistemare l'equipaggiamento di Marco Loi, che riprende a combattere con i guantoni bianchi e i pantaloncini neri, guantoni rossi invece per Federico Mazza, sfidante al titolo, che ha provato a mandare sul volto dell'avversario un diretto sinistro, ci prova ancora una volta, non riesce. Ora front kick, anche questo non ha segno, gancio sinistro, poi destro, ginocchiata per Loi che spaventa ancora Mazza, segno però con un middle kick. Diretto destro deciso di Federico Mazza. Ha toccato col sinistro qui Marco Loi. Gancio destro e poi ha provato a entrare col diretto sinistro Marco Loi, senza successo nemmeno qui. Low kick, botta e risposta. Provano ad andare in linea alta ora. Bel low kick assestato da Mazza. Sinistro e destro. E poi combinazione di calcio e pugno anche per Marco Loi. Continua questo grande equilibrio sul ring dell'Alma Beach Studios. Ora ci ha provato col sinistro Mazza. Le finte col busto di Loi. Ora middle kick e poi buon destro portato da Marco Loi. Sinistro e destro ancora. Risponde molto bene però Federico Mazza, che trova il bersaglio. Ora prova a chiudere all'angolo Marco Loi. High kick a vuoto per Mazza. Sinistro a segno per Loi. Ancora middle kick e poi low kick per Mazza. Altro middle kick. Risponde però con un altro middle kick e front kick. Ora va in linea alta Mazza. Bello scambio qui e finisce a terra. Per un istante ancora Marco Loi. Termina anche la terza ripresa. In vantaggio in questo caso c'è Federico Mazza, sfidante per il titolo italiano professionisti categoria 63 kg all'angolo rosso. Quarta ripresa tra Federico Mazza e Marco Loi, che termina nuovamente a terra. Ancora Federico Mazza che si conferma in un trend positivo. Avevamo visto molto aggressivo già nella fase finale del terzo round. Ora prova a rispondere deciso Marco Loi. Low kick a vuoto per Mazza. Ora high kick e poi
guardia un po' scoperta e incassa il destro ben portato da Marco Loi. Le finte ancora di Loi, molto attivo da questo punto di vista. Middle kick a segno per Mazza. Pubblico applaude. Ovviamente il tifo è tutto per il padrone di casa Federico Mazza. Qui con un altro low kick riesce a sbilanciare, a mandare fuori equilibrio il campione in carica Marco Loi. Ora combinazione di calcio e pugno per Marco Loi, ancora spazzato a terra, e questi pian piano sono punti importanti per il padrone di casa Federico Mazza. Sinistro a vuoto per Loi. High kick a vuoto ancora per il campione in carica della Huachai Muay Thai. Front kick di Mazza, ancora front kick. Sinistro, destro e poi low kick per Mazza. Altra buona combinazione, e qui trattiene la gamba e poi altra spazzata per mandare a terra, far perdere l'equilibrio al suo avversario Marco Loi, che finisce a terra ancora una volta. Cenno d'intesa tra i due e si può riprendere a combattere. Ricordiamo che siamo nel corso della quarta ripresa. Hearts on Fire, titolo italiano professionisti Combat League, 63 kg. Ancora spazzato a terra Marco Loi. Destro molto ben portato ancora da Mazza, e high kick a segno. Attenzione, perché Mazza sta prendendo seriamente il controllo delle operazioni. Vediamo come risponde Loi, che incassa un altro low kick. Ancora a terra Marco Loi, campione in carica. Sembra anche abbastanza innervosito. Termina la quarta ripresa e ancora Federico Mazza in vantaggio. Quinta ripresa, ancora un abbraccio tra i due contendenti al titolo italiano. Federico Mazza al momento pare in vantaggio su Marco Loi, che inizia aggressivo per recuperare il suo svantaggio. Altro low kick. Ora middle kick assestato da Marco Loi. Destro e poi middle kick, ancora c'è da sistemare qualcosina e poi si riprende a combattere. Ultima ripresa che stabilirà il nuovo campione italiano professionisti nella categoria 63 kg Combat League. Sinistro a vuoto, poi calcio alto ben portato da Mazza ancora. Diretto sinistro, guadagna ancora il centro del ring Mazza. Low kick e poi combinazione di sinistro e destro, incassata però da parte del campione Marco Loi. Mazza incoraggiato dal pubblico, prova ad agire in linea alta, fallisce però nel suo intento Mazza. Destro a segno per Marco Loi. Low kick di Mazza, middle kick, poi calcio alto portato ancora da Federico Mazza, parato però
Ancora lui. Qui ancora Mazza che si deve difendere dall'attacco di Marco Loi. High kick di Federico Mazza. C'è da rimuovere un bracciale di Marco Loi, si torna a combattere, ancora Mazza, un altro calcio ben assestato, poi sinistro che tocca il volto di Loi, low kick molto duro, si è sentito fino a qui per Federico Mazza, risponde Loi, ora front kick, middle kick, sinistro di Mazza a segno. High kick ancora di Mazza, ben portato. Ora a vuoto lo sfidante per il titolo. Sinistro e destro, risponde però Loi. Fase del match davvero molto avvincente. Mazza che sfida Loi, lo invita all'azione. E finisce qui l'incontro. Applausi per tutti, si sono divertiti tantissimo. I due atleti che hanno combattuto per il titolo italiano professionisti Combat League categoria 63 kg. L'applauso meritato e doveroso da parte del pubblico dell'Alma Beach. E poi tra pochi istanti andremo a sentire il verdetto dei giudici di gara della Combat League. Grande amicizia, sportività tra Mazza e Loi. Allora, il vincitore del titolo italiano professionisti Combat League 63 kg. Ci siamo, signori, attendiamo solo l'arrivo della cintura. Eccolo qua, ok? Arriva ora anche alla cintura. Voglio sentire il Andiamo, the winner is... Eccolo qua! Marco Loi, Muay Thai di Sydney, si conferma campione italiano professionisti categoria 63 kg. Parliamo ovviamente di Combat League, festeggiato all'angolo, un pizzico di delusione però per Federico Mazza e anche per il pubblico di casa che sperava in un verdetto diverso da parte dei giudici di gara. Applaude comunque Mazza, tutto il pubblico che lo ha sostenuto e la cintura che viene sistemata attorno alla vita ancora una volta di Marco Loi. Bravo quest'oggi sul ring dell'Alma Beach a difendere il suo titolo italiano. Ora raccoglie l'applauso Marco Loi, dopodiché sarà la volta dell'ultimo attesissimo match, titolo mondiale Combat League 69,8 kg. Sul ring Mauro Serra e l'inglese Liam Harrison. E ora è arrivato il momento del match clou, il momento più atteso di tutta questa quarta edizione di Earth on Fire. Titolo mondiale in palio, titolo vacante, conteso quest'oggi
sul ring dell'Alma Beach tra Mauro Serra e Liam Harrison, The Hitman, 6 volte campione del mondo da Leeds. Liam Harrison fa il suo ingresso sul ring in questo momento, top fighter di livello internazionale, pluricampione del mondo che non ha bisogno di presentazioni. The Hitman che arriva dal successo ai punti contro il giapponese Yamato a Yokkao 17. E ora è arrivato il momento della presentazione del beniamino di casa, Mauro Serra. Campione europeo Combat League, campione europeo Golden Belt, detentore del titolo Earth on Fire 2014, quando batté lo svizzero Pruvo, allora campione del mondo. Ha concorso 2 volte in Thailandia al titolo mondiale S1, 2 volte in Francia al titolo mondiale WBC. Combatte per la conquista quest'oggi del titolo mondiale Combat League categoria 69,8 kg, e per questa occasione, oltre ad allenarsi col fratello, ha preparato il match con l'ex pet grande maestro thailandese Mauro Serra, detto Caterpillar. Ha combattuto, come ben sapete, contro i più grandi fighter di Muay Thai a livello mondiale, uno su tutti, Buakao Pramuk, sfidato nel 2012 a Bangkok nel corso di Thai Fight. Fu una sconfitta onorevole per Mauro Serra, che comunque riuscì a dimostrare di meritare quella chance incredibile contro il suo idolo di infanzia, ma ha sfidato davvero i migliori di questa nobile e dura disciplina. Mauro Serra, un'eccellenza del combat sardo e anche italiano. Serra che è reduce da 3 sconfitte, rispettivamente contro Fabio Pinca, contro il cinese Zhang e contro il francese Bobo Sacco. L'ultima vittoria risale proprio a Earth on Fire 2014, quando, come detto, batté lo svizzero Pruvo, allora campione del mondo. Dall'altra parte c'è Liam The Hitman Harrison, classe 1985, 3 anni più giovane di Mauro Serra, originario di Leeds. Bad Company Gym, la sua palestra, il suo allenatore è Richard Smith. È in corso la Ram Muay dei 2 atleti che cercano la concentrazione, cercano di invocare gli spiriti benigni che possano accompagnar loro verso la conquista del titolo mondiale Combat League categoria 69,8 kg. Ora il momento dell'inchino. Momento sempre molto affascinante questo, che il pubblico dell'Alma Beach segue in religioso silenzio. Disciplina della Muay Thai che affonda le sue origini e che le incrocia soprattutto con la religione buddista. Ram Muay, particolarmente articolata questa. Match importante. Titolo vacante, quello della Combat League 69,8 kg. C'è il tempo anche per ricordare quello che è il ricchissimo palmarès di Liam Harrison nel 2014, campione del mondo WBC di Muay Thai, nel 2011 campione internazionale WBC, e poi tutta una serie davvero sconfinata di titoli. Abbiamo detto in precedenza 6 volte campione del mondo Liam The Hitman Harrison. Dall'altra parte però c'è Mauro Serra che ha combattuto contro i più grandi in tutto il mondo e oggi vuole fortemente conquistare questo titolo mondiale davanti ai suoi tifosi, davanti ai ragazzi della sua accademia. Ha preparato meticolosamente questo match, avvalendosi anche, come detto, della collaborazione di l'ex pet prestigioso maestro di livello internazionale di origine thailandese, che ora
è al suo angolo e provvede a levargli il Moncon non prima di aver recitato le ultime preghiere propiziatorie e avergli dato le ultime indicazioni. Tanti mesi di preparazione in vista di questo match, si combatte, lo ricordiamo, sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti. È il match più importante della quarta edizione di Earth on Fire, manifestazione organizzata dalla Serra Muay Thai Academy, che fino a questo momento è stato un assoluto successo e che tra pochi istanti vedrà iniziare il suo piatto forte. Mauro Serra contro Liam Harrison, tutto pronto per cominciare. Titolo mondiale in palio e allora c'è l'esecuzione degli inni nazionali. L'inno nazionale inglese. Ora è la volta dell'inno di Mameli in onore di Mauro Serra. Palio. Sul ring dell'Alma Beach il titolo mondiale Combat League 69,8 kg e ora è davvero tutto pronto. Mauro Serra Caterpillar contro Liam Harrison The Hitman. Il match sta per iniziare. E ora si parte, finalmente parte anche la musica, è tutto pronto. Mauro Serra, pantaloncini blu con guantoni rossi, Liam Harrison, pantaloncini blu con risvolti arancioni e guantoni bianchi. Prova subito a lavorare in linea alta Mauro Serra, subisce poi il middle kick di Liam Harrison. Low kick per Mauro Serra. High kick a vuoto ora per Serra, si studiano molto i due atleti. Mauro Serra classe 1982, classe 1985 invece per Liam Harrison, che è più giovane di 3 anni. Ora prova a portare un colpo dalla lunga distanza, senza successo però Mauro Serra, che qui deve subire un
low kick sulla gamba avanzata, diretto destro, poi middle kick e subito la risposta di Harrison con il low kick, ancora un middle kick e poi gamba bloccata e spazzata per Liam Harrison, molto molto presente fin da subito in questo match. High kick ancora vuoto, si sposta dalla traiettoria Liam Harrison. Low kick per Harrison che trova la gamba avanzata di Serra. Front kick ora per Serra. Provano vicendevolmente a assaggiare la guardia. Poi altro low kick per Harrison. Front kick di Serra. Middle kick e poi provato il sinistro Harrison che è andato a segno successivamente con un calcio in linea bassa. Ora prova a trattenere la gamba e poi porta un buon low kick Harrison. Non va a terra però Mauro Serra, forte della sua grande esperienza. Altro low kick di Harrison. Ora ha provato a entrare col destro Mauro Serra nella guardia di Harrison. Finisce la prima ripresa, molto equilibrio, molto studio, applausi del pubblico dell'Alma Beach. Inizia la seconda ripresa, titolo mondiale Combat League 69,8 kg in palio tra Mauro Serra e Liam Harrison, che prova subito un high kick, attenta però la guardia di Serra, low kick di Harrison, poi in linea alta stavolta Serra, ancora high kick di Serra, però para Liam Harrison con grande attenzione. High kick a vuoto e poi due low kick in serie per Harrison, entrambi a segno. Low kick ora per Serra.
Ora blocca la gamba e spazza Liam Harrison. Applausi di incoraggiamento del pubblico di casa per Mauro Serra, che prova a prendere coraggio. Ora subisce un altro low kick ben portato da Liam Harrison, tutt'altro che condizionato da timori reverenziali nei confronti del padrone di casa. Intanto destro di Serra. Altro low kick di Harrison, ancora in linea bassa il campione inglese. Ancora che insiste su questo genere di soluzione. Liam Harrison diretto destro a segno per Mauro Serra, che poi incassa altri due low kick. Sta un po' soffrendo Mauro Serra, allora c'è bisogno dell'incoraggiamento del pubblico di casa per Mauro Serra, che ora prova a portare un front kick. Ora spazzato nuovamente a terra Mauro Serra. E agisce sempre sulla gamba sinistra di Serra Harrison con grande acume tattico. Qui si sposta verso le corde per evitare una nuova spazzata a terra. Serra a vuoto Harrison, termina anche la seconda ripresa. Terza ripresa tra Serra e Harrison, ancora incoraggiato Mauro Serra, che ha un po' subito Harrison, soprattutto con i suoi low kick nel corso del secondo round. Ancora con la stessa tattica Harrison prova a iniziare anche questa terza ripresa. Vediamo come risponde Serra, che ha bisogno di prendere un po' di coraggio. Incassa ancora un altro low kick e ancora Harrison in azione. Ancora in linea bassa il campione di Leeds. Ora combinazione di pugno e calcio. Front kick di Serra, prendere la distanza. Finta la ginocchiata
e incassa un altro low kick. Gancio sinistro di Harrison, ginocchiata di Serra, risposta immediata da parte di Harrison. Blocca la gamba di Serra Harrison, Serra però non va giù. Fa sempre più forte l'incitamento del pubblico. Pugni sul corpo e poi due low kick davvero ben portati ancora per Liam Harrison. Diretto destro di Serra. Front kick ora di Serra che prova a scuotersi. Altro low kick di Harrison che neutralizza l'attacco di Serra. Sinistro e destro per Harrison. Middle kick tentato da Serra. Diretto destro di Serra. Ancora tocca con il destro Harrison, finisce ancora. Un'altra ripresa, la terza, e la sensazione è che Liam Harrison sia ancora in vantaggio su Mauro Serra. Quarta e penultima ripresa, titolo mondiale Combat League 69,8 kg. In palio Mauro Serra, inizia nel migliore dei modi, tocca con il diretto sinistro all'attacco il beniamino di casa, ancora low kick. Mauro Serra vuole prendere l'iniziativa, ora attacca come ancora non l'avevamo visto fare nel corso del match. Harrison cerca di rispondere in questo caso.
Sinistro a vuoto di Serra, ora prova con il destro, non tocca però Mauro Serra. Caterpillar a caccia del titolo mondiale contro Liam The Hitman Harrison. Gancio destro parato, sinistro di Serra, destro di Harrison, anzi sinistro di Harrison. Middle kick di Mauro Serra, destro di Harrison. Low kick ancora per il campione di Leeds. Front kick di Serra. Sinistro, destro. Subito risposta in linea bassa di Harrison. Agisce in linea bassa anche Mauro Serra. Ora combinazione di pugni portata in rapida successione da Liam Harrison. Ancora una spazzata di Harrison. Mauro Serra ha iniziato molto bene questa quarta ripresa, ora però Harrison sta reagendo. Ha toccato col sinistro qui Liam Harrison, senza però far particolarmente male a Mauro Serra. Ora low kick di Serra, risponde Harrison con un middle kick. Altro scambio altamente spettacolare, qui lavora col destro Serra. Serie di colpi a vuoto da una parte e dall'altra. Destro, sinistro e poi scaraventa a terra l'avversario Liam Harrison. Altri punti per lui, che si guadagna comunque gli applausi del pubblico. Finisce anche la quarta ripresa. Quinta e ultima ripresa, ora o mai più per Mauro Serra.
Liam Harrison ha fatto vedere probabilmente qualcosa in più nel corso delle prime 4 riprese. E ora cerca l'azione il beniamino di casa Mauro Serra. Low kick portato da Mauro Serra. Middle kick di risposta per Liam Harrison e va giù Mauro Serra sul sinistro portato da Liam Harrison. Al tappeto Mauro Serra, contato dall'arbitro. Momento drammatico questo per Mauro Serra, che ora dovrà difendersi dall'azione decisa ancora di Liam Harrison, che porta a sinistra e destro in rapida successione, chiude Serra all'angolo, finisce qui perché sembra essere questa, anzi non è così. Contato all'angolo Mauro Serra, si continua a combattere, stava già festeggiando Harrison che ora è già pronto per una nuova serie di colpi, ha toccato ancora durissimo col diretto destro e ora sarebbe ora che l'arbitro intervenisse per chiudere il match. Vince Liam Harrison, che è il nuovo campione del mondo Combat League categoria 69,8 kg, battuto il padrone di casa Mauro Serra per KO alla quinta ripresa. Vince Liam Harrison, campione del mondo, festeggia meritatamente al centro del ring, applaudito dal pubblico e si merita tutto questo applauso. Liam Harrison, The Hitman, campione del mondo, quest'oggi con largo merito su Mauro Serra. E ora vanno a salutarsi anche i due, dopodiché ci sarà il verdetto finale e la consegna della cintura a Liam Harrison, meritatamente campione del mondo Combat League. E ora va a festeggiare all'angolo. Liam Harrison, come detto, va ad aggiungere questo titolo alla sua sterminata bacheca. Un'altra sconfitta invece per Mauro Serra, che nonostante tutto rimane un vanto nel mondo del combat sardo e italiano. Ha combattuto contro i più grandi da Buakaopor Pramuk in giù, e quest'oggi si è trovato contro un avversario davvero forte, davvero determinato, che voleva a tutti i costi questo titolo e lo ha conseguito con merito. Lo ripetiamo, delusione del pubblico che ha occupato per tutta la capienza disponibile l'arena dell'Alma Beach. Pubblico, come detto, deluso dal risultato, ma soddisfatto di questa grande riunione di Muay Thai. E ora gli applausi per la consegna della cintura a Liam Harrison, campione del mondo Combat League 69,8 kg. E ora la consegna della cintura al nuovo campione del mondo.